Ben ritrovati amici appassionati, amanti di calcio giovanile, un saluto da Claudio Costanzo che dal Garda Sport di Mili Marina è pronto a raccontarvi della terza giornata del campionato di allievi regionale siciliano. Ad affrontarsi sono stati il Città di Messina e i Giovani Leoni di Catania, padroni di casa di mister Cosimini, che hanno già l'occasione, dopo le prime due vittorie in altrettante uscite, di allungare su una diretta concorrente. Infatti i ragazzi di mister Belardi hanno anch'essi raccolto 6 punti nelle prime due uscite, frutto della vittoria a domicilio sulla Ionia Calcio Riposto e sull'antecedente risultato invece vittorioso che li ha visti avere la meglio sulla Tirrenia Calcio nella partita inaugurale. Andiamo invece a raccontarvi degli 11 scelti dai due allenatori rispettivamente per il Città di Messina, con il numero 1 Fabrizio Merlino tra i pali, col 2 De Marco, 3 Motta, 4 Cordaro, 5 Puleio, 6 Grasso, 7 Andò, 8 Mangano, 9 Spuria, 10 Cafarella, 11 La Fauci. Risponde dall'altro lato per i Giovani Leoni mister Belardi con Bellocchi tra i pali, col 2 Sant'Onofrio, 3 Bonaccorso, 4 Cavallaro, 5 Di Pietro, 6 Spartano, 7 Laudani, 8 Ferlito, 9 Lentini, 10 Cavallaro e 11 Trombetta. Classica maglia bianco scudata per il Città di Messina, e qui si stringe a cerchio per darsi la carica prima dell'inizio della gara, completo nero con inserti rossi per gli ospiti della Giovani Leone, che gestiranno questo primo possesso da sinistra verso destra e provano subito a farsi pericolosi dalle parti di Merlino con questa palla in verticale, il quale Lentini però non riesce a imprimere la giusta forza per sorprendere l'estremo difensore classe 2001 del Città di Messina. Città di Messina che risponde dall'altro lato con un'azione anch'essa in verticale deliziosa che imbecca Cafarella. Il numero 10 però si fa ipnotizzare da Bellocchi, che manda il pallone in corner. Dei sviluppi un calcio d'angolo al 9° minuto, si sblocca la gara. È uno schema, quello chiamato da mister Cosimini, che trova Spuria tutto solo appena dentro l'area di rigore, che col mancino non può sbagliare. Si sblocca il classe 2002. Primo gol per lui infatti con la formazione allievi. Va a festeggiare con tutti i compagni di squadra. Non tarda però a rispondere la Giovani Leone con questo destro affidato a Laudani, che non riesce però a creare grossi grattacapi a Merlino. Dall'altro lato invece e Mangano a provarci per il Città di Messina. Il suo tiro però risulta un po' strozzato e termina abbondantemente largo alla destra della porta difesa da Bellocchi. Città di Messina però prova a chiudere la prima frazione di gioco in avanti con Andò, che viene contrato da un difensore avversario. Non c'è nulla per il direttore di gara, che invece manda le squadre a riposo sul risultato di 1-0. È stato dopo appena 10 minuti Simone Spuria a sbloccare la gara. Riprende la ripresa invece con un cambio per i padroni di casa. Infatti a entrare è Dama, a lasciare riposto La Fauci. Quando possiamo passare con l'ausilio delle nostre immagini a raccontarvi quanto è accaduto nella ripresa, che si apre con questa bellissima giocata della Giovani Leoni. Palla in mezzo all'indirizzo di Trombetta, che da un grande attaccante gira il pallone alle spalle di Merlino. Tutto da rifare per il Città di Messina. Al 43° minuto di gioco i Giovani Leoni agguantano il pari. Ha però subito un'occasione dall'altro lato la formazione in bianco scudata, con Spuria che salta a Bellocchi, viene fermato sulla linea, la palla torna al numero 9 del Città di Messina. Ancora una volta calcia verso la porta avversaria, ancora una volta il suo tentativo è fermato sulla linea di porta da un avversario. Giovani Leoni che però hanno un'occasione dall'altro lato ancora con Lentini, che non riesce a centrare lo specchio della porta. Arriva intanto il secondo cambio per mister Cosimini. Puleio lascia spazio a Gualberti, che andrà a disporsi sul binario destro, quando però c'è un'azione confusionaria in area risolta da questo splendido colpo di reni di Bellocchi, pure istinto per l'estremo difensore della Giovani Leoni. Lascia il campo anche Mangano per far spazio al proprio compagno di squadra Gennaro. Degli sviluppi intanto di un altro calcio da fermo, la palla vaga pericolosamente sul primo palo. Andò, la mette dentro per Dama, Dama 2 volte sul portiere, si rialza Bellocchi che fa una parata clamorosa, tripla parata dell'estremo difensore della Giovani Leoni, che chiude 3 volte in faccia a Dama il gol del possibile vantaggio. Prova allora a riversarsi in avanti il Città di Messina. Altra occasione, questa volta Cafarella deviato in corner dagli sviluppi dello stesso, palla vacante, e questa volta non può proprio sbagliare Davide Dama. Al 57° minuto di gioco riporta in vantaggio il Città di Messina, aggancia questo pallone vacante e lo scaraventa alle spalle di Bellocchi. Risultato suo acerrimo avversario quest'oggi. Ha sbloccato la gara
l'ex Football 24. Intanto qui Gennaro ha avuto un'altra occasione per il Città di Messina, la giovane Leoni che prova comunque a riportare la gara sui binari del pareggio, quando l'ultima sostituzione per mister Cosimini vede Motta lascia spazio a Battiato. Sarà questa l'ultima occasione della gara. Arriva il triplice fischio del direttore di gara che sancisce la fine dei giochi. I 3 punti restano a Mili. Il Città di Messina vola a quota 9, stacca la Giovani Leoni. E allora anche per quest'oggi a Claudio Costanzo non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima.